Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Salve ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovo game, Oil Rush, un game appartenente al genere strategico gestionale, per lo più ambientato in scenari dove possono verificarsi delle battaglie navali, quindi degli scenari in mare aperto. L'obiettivo fondamentale di questo game è riuscire a raccogliere la quantità più elevata di petrolio che può essere spesa per la difesa delle proprie piattaforme petrolifere, ma anche per la costruzione di diverse unità d'assalto che possono essere usate sia in assalto che in difesa, e queste unità sono davvero tantissime nel gioco e possono come possiamo dire, possono spaziare all'interno del nostro scenario e si suddividono in diverse categorie, per esempio velivoli, anche per esempio scooter d'acqua, ma anche le classiche navi da guerra, quindi all'interno del game. Ci sono diverse modalità, come potete vedere c'è la modalità campagna, dove abbiamo una vera e propria modalità, dove c'è una vera e propria storia, una vera e propria trama, oppure possiamo vedere le battaglie veloci, dove ci sono tantissimi scenari, tantissime mappe, potete vedere molto diverse, dove ci sono diversi giocatori. Per esempio nella mappa numero 4, nel Cross 4, possiamo vedere che le mie unità ricopriranno il color rosso, ma che possiamo cambiare, possiamo vedere che ci sono altri 3 giocatori, e all'interno della nostra mappa possiamo dare un'occhiata alle icone in grigio, che praticamente rappresenteranno le piattaforme petrolifere e ciò che potremo costruirci sopra. Per esempio la piattaforma petrolifera con l'aeroplano ci garantirà una costruzione di aeroplani, e che ci aiuteranno quindi a conquistare le nuove piattaforme con più facilità, eccetera. Le altre le andremo a scoprire nel resto del game. Allora, nella modalità campagna, per lo più la prima modalità della campagna è una modalità molto introduttiva, cioè ci spiega i comandi iniziali del game, come possiamo fare ad andare avanti. Quindi io in questa prima parte del gameplay vorrei far vedere un po' come il gioco dall'interno in una mappa normale, così nei video successivi inizierò con la campagna già dal secondo capitolo, dove il gameplay introduttivo è già finito. Ok, iniziamo. Scegliamoci una mappa, per esempio questa qui nel ghiaccio, ok, col colore verde. Iniziamo. Ok, una mappa mai fatta prima. Ok, perfetto. Il caricamento. Eccoci qui all'interno del game, guardate un po', sta piovendo. Allora, questa è la nostra base. Allora, iniziamo un po' a guardare il paesaggio, davvero molto bello, molto ben dettagliato. Questa è la nostra base, dove da questa base inizieremo a produrre i nostri skateboard d'acqua, i quali verranno utilizzati per conquistare le varie stazioni. Allora, i nostri skateboard d'acqua vengono prodotti, potete vedere, a una velocità davvero molto elevata, e possono essere prodotti massimo 12, come potete vedere nella parte inferiore sinistra dello schermo. Vengono chiamati piranha, praticamente questa base è particolare perché può produrre piranha, e infatti questi skateboard d'acqua possono essere prodotti in questa base e anche in quest'altra base, come potete vedere. Allora, nella parte superiore potete vedere la capacità di petrolio che abbiamo disponibile all'interno praticamente di questa piattaforma, e cliccando 2 volte col tasto sinistro possiamo avere una prospettiva dall'alto di questa nostra base petrolifera. Da questa nostra base possiamo implementare delle costruzioni che andranno a difenderla dalle truppe nemiche. In questo caso abbiamo 3 differenti tipi di difesa: la torretta artiglieria, che praticamente è davvero molto buona contro le unità navali, e infatti spara dei colpi di cannone davvero molto pesanti, ed è davvero molto utile contro le unità navali. Per esempio, costruiamola. Adesso il nostro robot inizierà a darsi da fare, quindi riuscirà a edificarla in breve tempo. Potete vedere la barra di costruzione. Allora, al di sopra possiamo costruire anche il bunker, che praticamente è utile è praticamente una sorta di mitragliatrice che è utile
contro le unità navali. Eccolo qui, un'altra modalità. E anche la torretta AA, che praticamente è una torretta che è utile contro l'aviazione nemica, ovvero contro gli aerei. Perfetto, in questi altri due spazi collochiamo altri due elementi contro le navi, perché inizialmente si hanno per lo più le navi che gli aerei. Ok, siamo riusciti a guadagnare 12 Piranha, ovvero i nostri skateboard acqua, e potete vedere che hanno un attacco. Possiamo controllare la loro arma, ovvero una mitragliatrice, il loro danno, ovvero 2 di danno, sparano a una velocità davvero molto elevata e la loro portata è di 80. Perfetto. Questi tasti che possiamo trovare nella parte destra, questi pulsanti col 100%, 50% e 25%, praticamente verranno utilizzati nel momento in cui andremo a dare un ordine ai nostri skateboard d'acqua di, per esempio, a salire una qualsiasi piattaforma. Questi skateboard d'acqua, a secondo del pulsante che andremo a premere, verranno selezionati. Per esempio, se noi selezioniamo il 100%, verranno selezionati tutti gli skateboard d'acqua per andare a conquistare un qualcosa. Invece col 50% ne resteranno alcuni a difesa della piattaforma e gli altri 50 andranno a conquistarla. Invece con il 25% si va per lo più per effettuare una missione di esplorazione del territorio. Ok, perfetto, selezioniamo il 100% per adesso e andiamo a controllare questa nuova base petrolifera. Ok, possiamo anche selezionare la visuale, ovvero la telecamera dal vivo, ovvero guardando davvero i nostri skateboard d'acqua. Ecco che effettuano una sorta di formazione a diamante, come su Shogun. Guardate qua, adesso andranno a conquistare questa nuova base, che appena riusciti a conquistare i primi 5 quadratini sulla nostra base, la riusciremo a conquistare ed inizieremo anche qui a produrre qualcosa. Ok, come potete vedere siamo riusciti a ottenere qualcosa, siamo saliti di livello, siamo riusciti a guadagnare esperienza. Possiamo migliorare le tecnologie. Come potete vedere abbiamo 3 tipi di tecnologie che si differiscono in altre tecnologie ancora più, come possiamo dire, più elaborate. Allora, la prima accelera la costruzione, quindi la velocità della costruzione e della produzione. Invece quella che troviamo in mezzo praticamente infligge un danno al morale dei nemici, delle unità nemiche e anche delle torrette. Possiamo vedere anche il radar, che praticamente temporaneamente pulisce la nebbia di guerra e praticamente come possiamo dire, ci analizza il nemico, un obiettivo, una particolare area. Ok, io direi in questo caso di utilizzare quindi potenziare la costruzione accelerata, e abbiamo sbloccato adesso, possiamo aumentare praticamente la velocità delle unità. Ok, facciamolo, perfetto, e adesso abbiamo speso i nostri punti. Siamo riusciti a produrre qualche altra cosa. Cos'è? Allora, siamo riusciti a produrre una sorta di carcia torpediniere. Allora, è una nave chiamata Angler Boat, che dispone di una mitragliatrice e dispone anche di bombe. Queste bombe, disposte all'interno di una torretta, effettuano 8 punti di danno e sparano lentamente, ma ha una portata di 120. Quindi allora, adesso il nostro esercito, se così possiamo chiamarlo, la nostra flotta, è composta da 12 uomini al di sopra della moto d'acqua e 4 cannoniere. Ok, selezioniamo il 50% e portiamolo, vediamo un po' qui, al di sopra di questa nuova piattaforma, che questa è una piattaforma petrolifera a tutti gli effetti, che praticamente potete vedere estrazione petrolifera, una piattaforma che estrae praticamente nettamente petrolio. In questa mappa potete vedere i paesaggi sono davvero molto ben definiti. In questo caso abbiamo scelto la nostra terra ghiacciata, e ecco qui, a breve la conquisteremo. Vediamo un po'. Ok, ci siamo riusciti a costruirla, perfetto. Adesso anche in questa nuova zona cominceremo a produrre petrolio. Adesso, come potete vedere, inizieremo a guadagnare con una piattaforma petrolifera. Io credo che il nemico si ritrovi qui, potete vedere, ma a breve andremo ad avanzare e quindi a conquistare direttamente la sua base, quindi avverrà il combattimento. Siccome abbiamo scelto un nemico solo, tutto ciò sarà un più lento ma non meno entusiasmante. Ok, portiamo il resto delle truppe nella nostra nuova base, se così possiamo chiamarla. Di qui mandiamo tutto verso un altro luogo appena tutti si riuniranno. Ok, vediamo un po' cosa possiamo andare a conquistare. Per adesso il nemico non sta facendo nulla, oppure si starà rintanato nella sua piattaforma. Ok, ops.
dobbiamo mandarle tutte, avevo selezionato 50%, ok. Questa modalità di potenziamento è davvero molto utile perché praticamente le unità appena verranno mandate in battaglia o anche verranno mandate al di sopra di qualche piattaforma per conquistarla, guadagneranno dell'esperienza che andrà a riempire praticamente il nostro albero di tecnologia. Ok, prendiamo tutte le nostre unità e spostiamole al di sopra di un nuovo luogo. Per esempio, questa nuova base, vediamo un po' cosa troviamo. È uno shipyard come quello che abbiamo visto prima, però per arrivare alla base aerea dobbiamo per forza passare di qui, dobbiamo effettuare una base alla volta. Comunque davvero il game è davvero molto bello graficamente, potete vedere queste telecamere che ci fanno davvero notare la formazione dei nostri uomini al comando, è davvero molto bella, possiamo vedere il nostro paesaggio, poi abbiamo preso una mappa con degli eventi atmosferici davvero molto carini. Ok, vediamo un po' cosa troviamo qui. Eccola qui, una nuova base. Ecco qua le nostre moto d'acqua al lavoro. Avanti, conquistatela. Vediamo un po'. Ok, produciamo anche qui delle nuove navi, sempre con cannoni. E adesso muoviamoci verso la nostra base aerea per controllare quindi le unità aeree. Perfetto, mentre qui verranno prodotte le nuove, come possiamo dire, le nuove unità, noi andiamo alla conquista. Ok, questa è la base aerea. Vediamo un po', a breve verrà conquistata e verranno costruite le nuove unità. Eccoci qua, perfetto. All'interno abbiamo guadagnato anche 2 punti di esperienza. Verranno prodotti Seagull Production, praticamente sono degli aerei che vengono utilizzati per il combattimento sia aria-aria che terra-terra, che aria-terra, scusate, sono dotati di mitragliatrici, guardate che forti come spiegano le loro ali. Eccoli qui. Adesso il nostro esercito è composto anche da diversi velivoli, ma adesso andiamo nella nostra sezione tecnologica e andiamo a sviluppare il nostro radar e aumentiamo il danno delle nostre mitragliatrici. Perfetto, siamo riusciti a completare quindi questa sorta di descrizione dei veicoli, scusate, delle nostre unità, ma siamo riusciti anche a dare una sorta di introduzione a questo game che successivamente andrò a completare e anche a effettuare alcuni gameplay sulla campagna, che è davvero molto bella. Questa è stata una sorta di gameplay introduttivo alle unità e al genere di game. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.